Amici bellini, lo so, volete lo sfogo? Vedi i rumori subito appena dico sfogo. No, perché mancano 3 giorni e poche ore alla chiusura del mercato. Le notizie che si rincorrono, che rimbalzano un po' dappertutto, ci tranquillizzano su Lukaku, ci tranquillizzano su McTominay, ma sugli altri dobbiamo parlarne. Intanto io mi dispiaccio per un'altra cosa. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Fonzo Tartufone e a tutti i nuovi iscritti che stanno esplodendo sul canale, altro che è nata, è esploso il canale fondamentalmente, quindi io vi ringrazio, siamo vicini. Se ti iscrivi proprio tu, in questo momento sfondiamo i 23.900. E come si fa ad arrivare a quello nuovo che è? Lasciando quelli là che già ci sono, lasciano il like. E tutto si mette a dormire, diceva Peppino De Filippo. Il mercato, io mi distraggo un attimo perché è successa una cosa oggi, che mi sono arrivati un po' di messaggi privati, ovviamente quelli che mi seguono sanno che ci tengo all'argomento, e mi hanno scritto in tanti. Qual è la notizia? È che il film Sarò con te è sbarcato su Netflix, e io che bello, mi sveglio così, andiamo a vedere, faremo un approfondimento, facciamo un'analisi del film con gli screenshot, farò un secondo film praticamente. Il video che farò sul film sarà di almeno di un'ora, lo prevedo, ma purtroppo è su netflix.it. Come vedete, per me che sono all'estero, non è che posso scegliere, io ho il netflix.com, è un po' come la storia di amazon.com per chi è all'estero, per chi è in America specialmente, perché poi magari nei vari paesi in Europa c'è l'Amazon tedesco, il Netflix danese, eccetera. Io lo cerco e non lo trovo. We don't have Sarò con te, but you might like, nel senso, Netflix lo sa che se io cerco Sarò con te non è altro che qualcosa che riguarda il calcio, e infatti contestualizza la ricerca e mi trova La mano di Dio, mi trova altri documentari sul calcio, Higuita, che era molto interessante, Together, che è ovviamente quello del Manchester City che hanno fatto subito, La Liga, questo pure è bello, I capitani del mondo, eccetera eccetera eccetera. Quindi purtroppo 83 milioni, e questa è una cosa che, per quanto riguarda il mercato, le scelte tecnico-tattiche, hai comprato quel giocatore, Conte convince o meno, eccetera eccetera, queste sono tutte scelte che noi commentiamo, eccetera eccetera. Queste qua invece nello specifico sono quelle che a me danno più dolore da tifoso all'estero, e in generale io in qualche modo risolverò, perché tra amici che in qualche modo potranno magari registrarmelo e me lo manderanno in privato, se riesco a organizzarmi con la VPN, perché la VPN anche non è sicura. Io sto chiedendo e ci stiamo confrontando. Ditemi voi anche nei commenti come avete risolto, se state all'estero. Alcuni con VPN che si collega dal server italiano comunque non lo trovano, perché devi essere registrato su Netflix già dal server dedicato, e quindi alcune cose non si trovano. Un altro amico in questo momento invece è riuscito a sbloccarlo dopo vari tentativi. Insomma, tutto questo tifoso che sta all'estero non ci deve passare. Tu devi trovare il modo di far arrivare quello che sono i contenuti che ti interessa far arrivare, così li devi porgere. Siamo noi che dobbiamo porgere, non devono essere gli altri che devono cercare. Io mi metterò a cercare un sistema. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, per fare il contenuto e per darvi soddisfazione e per avere soddisfazione. Gli altri, i potenziali nuovi tifosi, lo devono trovare nella home. Uno che gli piace il calcio e che ha netflix.com deve aprire Netflix e deve trovarglielo sparato in faccia e dice: fammi vedere, interessante, il Napoli che aveva vinto lo scudetto, fammi vedere, e magari si appassiona, magari trova delle cose, può diventare un nuovo simpatizzante. Purtroppo questa è la verità. E c'è un altro particolare che ricordo dalla conferenza che facemmo per il film. Ricordo il regista disse una cosa molto particolare, ascoltiamo un attimo insieme.
Un'esperienza che nessuno ha cioè quelli che hanno visto lo scudetto allo stadio non lo rivedranno nella forma in cui l'hanno vissuto, vedranno un'altra emozione. Questo è molto importante da veicolare al pubblico. C'è anche chi dice Moveco con Pezzotto, ma va bene, veditelo anche col Pezzotto, ci fa piacere, perché un'opera se viene, diciamo così, spoilerata, cosa eccetera eccetera, vuol dire che ha avuto successo. Però andare al cinema e vivere una nuova esperienza collettiva, perché non stai a casa tua. E siamo d'accordo che al cinema è tutta un'altra cosa, eccetera eccetera. Io già so che stando all'estero al cinema non poteva arrivare al cinema, e quindi mi accontentavo di vederlo a casa mia, nel mio cantuccio, in privato, senza l'emozione di condividerlo con altri tifosi, anche perché a me piace vederlo da solo, senza condividere. Però gli dice una cosa: a noi fa piacere se un'opera viene spoilerata e poi finisce sul Pezzotto, perché vuol dire che ha avuto successo. Signori, non si è trovata, nessuno si è preso la briga di farlo, perché lo fanno con tutti i film, con tutti i grandissimi film, perché non c'era la richiesta. E funziona così nel commercio: quando c'è una richiesta uno poi si prende dei rischi e delle cose, esce la versione cam, eccetera eccetera. La pirateria uccide il calcio, ricordiamocelo sempre, e lo trovi nelle piattaforme così. E invece non si è trovato. Adesso che sta su Netflix così in grande qualità, probabilmente qualcuno nella tranquillità di casa potrà fare un download, una cosa, e si troverà così. Però sempre per quelli che lo vorranno cercare e quindi daranno il massimo dello sforzo per ottenerlo. Il tifoso potenziale simpatizzante che però segue anche altro, niente, lo lasciano così, la maglietta non la trovano, un film non lo trovano. 83 milioni di tifosi, lo ha ripetuto a pappardella De Laurenti. Le squadre di calcio più tifate al mondo. Ho cercato vari articoli, c'è un articolo di Sky, insomma ognuno ripete questi numeri qua. 15° posto la Roma con 22, 14° il Borussia Dortmund con 22, 13° posto Juventus con 27, 12° Tottenham con 35, 11° PSG con 35, PSG, Neymar, Messi, 35 tifosi di milioni, Bayern di Monaco 45 milioni, l'Inter 55 milioni di tifosi in giro per il mondo. Adesso arriviamo noi con gli 83. No, c'è il Milan con 95, c'è un bel buco tra 55 e 95, il Milan, gloriosissimo per storia, 95. Quindi noi abbiamo più di 83, il Liverpool con 100, Manchester City 110, l'Arsenal con 125, il Chelsea 145, il Real Madrid 350 milioni, il Barcellona più del Real Madrid per storia, per appeal, Mas è un club, più di un club, 450, e il Manchester United con 650 milioni di tifosi nel mondo. E colleghiamo il Manchester United con McTominay, perché McTominay è uomo di Manchester, che è sempre stato lì e che pare possa fare le visite mediche domani. E qua arriviamo al problema che purtroppo il tempo stringe e il Napoli, come purtroppo vi avevo detto, lo so, voi volete lo sfogo, perché lo sfogo è una battuta che oramai ci facciamo su tweets che praticamente io faccio lo sfogo per sbloccare le trattative, no? L'abbiamo fatto per esempio per Neres, che c'era e fatta e non arrivava mai, è arrivato, tutto a posto, contenti, anche forte, bello l'impatto eccetera eccetera. Abbiamo fatto un finto sfogo per Lukaku, perché comunque ero dove sta arrivando, ma comunque Lukaku e McTominay pare che roba di visite mediche domani, quindi ce la facciamo. Adesso la problematica, la paura è: ce la facciamo a fare anche Gilmour, che comunque a livello numerico, al di là della forza del calciatore, del potenziale, di quello che ti serve, perché viene in teoria come vice Lobotka, ci stanno facendo sapere che forse dopo aver giocato titolare hanno aumentato i prezzi eccetera eccetera. Se era tutto chiuso, e di Gilmour ne stiamo parlando da più di un mese, dovevi chiudere in qualche modo e stai rischiando che non arriva. Speriamo ovviamente che questo video invecchia immediatamente e presentiamo Gilmour, perché nel momento in cui esce Cajuste deve arrivare subito Gil, proprio come caratteristiche, ed era Foloruscio, l'uscita di Foloruscio, che doveva liberare McTominay o Brescianini come caratteristiche, e invece non è andata così. E
Evidentemente, nello stretto dei tempi che oramai vanno allo scadere, Conte avrà detto priorità questo qua, date la priorità a McTominay, che ha delle caratteristiche che nel Napoli mancano. Un Gilmour che può essere un Lobotka, che quando Lobotka non ce la fa ti può dare altre caratteristiche, però sono simili a quelle, e quindi evidentemente c'è la scelta della priorità. Vedete di chiudere prima McTominay e poi l'altra priorità ovviamente è la punta, e poi dobbiamo anche sfoltire, dobbiamo anche fare uscire la gente, anche per poterli, vedi, nel tacchino, per poterli poi tesserà, perché devi liberare. E sappiamo che abbiamo in uscita Khedira è andato ufficiale all'Espanyol e quindi è liberato così. Dopodiché sempre appeso un pochino Mario Rui, sempre appeso Gaetano, si parla con insistenza del Cagliari, dovrebbe essere fatta, e poi di Foloruscio si continua a parlare sempre della Lazio, ma si attendono proprio le ultime ore. Se attendi le ultime ore poi a finire che ti rimane un altro che non sai così, senza considerare l'operazione più complicata di tutte, che è quella di Osimhen, perché lì o c'è il Paris Saint-Germain che è forte dell'accordo col ragazzo e quindi tirano e tu sei costretto ad accettare molto meno di quanto vorresti, ma lo devi fare, non c'è più niente da fare. L'errore l'hai fatto, lo accetti, tanto ripeto a pappardella questa cosa, non si fallisce. Il Napoli i calcoli se li è fatti bene, e non siamo noi che quando facciamo i calcoli possiamo essere approssimativi, pensiamo che poi l'impatto al bilancio lo sa il Napoli, e penso che il Napoli non tranquillamente non fallisce, non guadagna quello che avrebbe potuto, ma non fallisce, e ti liberi di Osimhen anche a zero, lo ripeto, anche a zero. Il fatto di liberarti del suo ingaggio pesantissimo è un plus per il Napoli, è una cosa positiva per il bilancio e si deve fare assolutamente. Quindi tutto quello che ti arriva è ottimo. Paris Saint-Germain te ne offre 60, accetta, non ti mettere nemmeno a dire però dateci pure qualche calciatore. C'era qualcuno che voleva Skriniar, con Skriniar sta andando dove sta andando, prendeva un ingaggio incredibile, non hai preso Hermoso, vai a prendere Skriniar, e da, perché è vero che le vie del mercato sono infinite, ma c'è un limite a tutto. Però quanti di loro mi stanno mandando Netflix.it, come vado in fretta. Insomma, io volevo nel mio piccolo tranquillizzarvi per quanto riguarda Lukaku e McTominay, perché quello che rimbalza da tutte le parti, e qualche cosa la so anche dall'interno, se permettete, modestamente, umilmente, di gente insomma che lavora nel Napoli e che sa che sta pronto per fare dei contenuti per quanto riguarda sti ragazzi che devono arrivare, perché poi c'è tutta una preparazione social da sfruttare per dare hype a certe operazioni. Ricordiamo che Lukaku tiene 8.5 tipo milioni di seguaci solo su Instagram, più del Napoli, non è poco, non è un acquisto banale anche sotto il punto di vista social. Però non riesco a tranquillizzarvi per quanto riguarda Gilmour, speriamo si possa fare in extremis. E poi per l'esterno, perché si è parlato di Dedic, si è parlato di Wanderson, si è parlato di Correa, e adesso si sta parlando anche di un altro nome che è Junior Dina Ebimbe, asse 2001 di proprietà dell'Eintracht Francoforte, operazione complicata, si dice di Marzo, e quindi questo è un altro nome che è uscito proprio oggi, esce oggi, insomma la vedo difficile che si risolva, operazioni complicate, si risolve subito, visite mediche eccetera eccetera. L'altra operazione fantasiosa è che il Napoli li firma, deposita i contratti e poi fai le visite mediche. È una cosa che non ha, insomma, è un pochino rischiosa, perché poi tu li firmi, poi la visita medica va come va, di solito vanno bene, però c'è l'imprevisto dietro l'angolo, e che fai? Poi li devi rescindere o devi aggiungere una clausola che post visite mediche si annulla tutto. La vedo un po' complicata come scelta, quindi vi rimando a quello che vi ho detto in queste settimane. Il Napoli non può umanamente fare tutto, perché si è perso un mese in attesa forse dello sblocco della situazione Osimhen per il cash flow, e quindi adesso che sei nelle strette, qualcosa che potevi e dovevi fare non riesci a fare, sempre con la speranza che il Napoli lo stia comunque finalizzando. Non ci riesci tecnicamente e lo fai a gennaio, però non vorrei che il Napoli dice ok, tieni a mano
vediamo come va la stagione fino a gennaio, perché magari gennaio, la frase qual era? Quella famosa lì della non c'ho niente da riparare, sono primo in classifica, non c'ho niente da riparare. Ed è stato negli anni un errore, perché poi lì dovevi accelerare quel pochino per avere una squadra più lunga e magari azzannare anche in altri anni. Però dobbiamo vedere questo progetto sul lungo, anche sui 2 anni, quindi fare di necessità virtù con quelli che abbiamo, almeno per il primo anno, crescere è l'unica cosa che conta, e poi dopo sperando di poter infilarci al 4º posto, sperando che le altre squadre continuino a inciampare, perché lo dimostrano, lo dimostra il Milan, lo dimostra la Roma, può dimostrare anche l'Atalanta che sta cambiando molto. Però la Juve fa paura, e onestamente fa paura, e fa paura con i giovani, perché mette dei giovani dentro e subito funzionano. Con Thiago Motta ha messo mezza squadra fuori ed è riuscita a fare punteggio pieno 2 su 2. Voi dite, vabbè, ma quello hanno giocato col Como e col Verona. Perché il Napoli con chi ha giocato? Col Verona. Senza la Juve utilizzare nella seconda partita perché Thuram si è fatto male, lo stesso Weah si è fatto male, e intanto metti un giovane Savona e segna addirittura. E adesso sta arrivando Cop Miners, è arrivato Nico Gonzalez, è arrivato Gonzalez, si sono mossi parecchio, e quindi Inter, Juve, vediamo se il Milan scivola, vediamo se la Roma scivola e uno si può cercare di infilare lì, sarebbe bellissimo, e ci sarebbe da esultare quasi come uno scudetto se dal 10° posto arrivi al 4º. Speriamo, lo so, volevate lo sfogo, ma invece oggi sono più positivo che mai. Non lo so perché. E forse anche il 3-0 che ti dà questa forza, perché vincere ti aiuta a vincere, ti dà un pochino più di freschezza. Sono più dispiaciuto per il non film, che devo sudare 7 camicie per vedere e per portarvi il contenuto, che non per il mercato, perché in qualche modo si farà, e secondo me Conte, se resta con gli angoli smussati e non riprende poi il lamento generale, non mi hanno dato nessuno, il famoso ristorante 10 euro, se non fa così e va più verso Spalletti, ecco perché è tutto collegato, e andava visto il film per capire. Più come Spalletti, c'ho tutto quello di cui ho bisogno per vincere tutte le partite. Queste sono tutte partite da vincere, quest'altra è una tripla, se vinciamo meglio, questo è qua. Di conseguenza io vi chiedo i like, vi chiedo di parlare della situazione VPN, se qualcuno all'estero ha risolto in qualche modo. Ci sentiamo ovviamente tutti i giorni, che poi il mercato si conclude, arriveranno le ufficialità, e ci fanno sapere anche di conferenza giovedì. I convocati non è dato saperlo, ci fanno sapere che non lo vuole fare, chissà se questo cambierà a fine mercato, però conferenza giovedì, quindi un'altra volta un'antivigilia, questo mi piace, c'è il tempo di ragionare sulle parole di Conte e ci piace. Dopodiché tutte le altre cose, parola al campo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, da New York dove non si può vedere il film, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, i like finali sono una cortesia.